Ricostruiamo brevemente il contesto in cui Gesù pronuncia le espressioni che abbiamo ora ascoltato. Un contesto che è narrato nei versetti che precedono quelli che sono stati proclamati. Gesù piange su Gerusalemme che uccide i profeti. I profeti sono coloro che leggono il presente alla luce della parola di Dio e spesso i loro interventi sono un pugno nello stomaco, perché spesso i loro interventi puntano il dito contro quelle strutture di peccato, quelle strutture sociali di peccato che provocano ingiustizie, esclusioni e quindi puntano il dito contro coloro che mettono in piedi o comunque custodiscono con impegno queste strutture sociali di peccato. In genere i profeti fanno una brutta fine in tutti i tempi e come in ogni tempo certamente anche il nostro è abitato da profeti. Ce ne accorgiamo? Gesù annuncia la fine del Tempio di Gerusalemme, la sua distruzione che avverrà ad opera dei Romani nel 70. Cos'era accaduto? Intanto era accaduto che il Tempio era diventato oggetto di fede, di devozione, il Tempio, la struttura del Tempio. Era diventato sinonimo di garanzia, di sicurezza, un idolo. Ecco allora le parole del profeta Geremia. Non ripetere Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore, pensando che questo ti salvi. Occorre obbedire al Signore, occorre praticare la misericordia e la giustizia. E questo è il comportamento che salva. E poi il Tempio di Gerusalemme era diventato, secondo le parole stesse di Gesù, una spelonca di ladri. La casta sacerdotale era riuscita a fare passare un'immagine di Dio sbagliata ma funzionale ai propri interessi, l'immagine di un Dio esigente che chiede continuamente doni, offerte, sacrifici. Se vuoi che ti guardi con occhio di benevolenza, se vuoi che ascolti le tue preghiere, se vuoi che esaudisca i suoi desideri, allora devi osservare questi precetti, compiere questi riti, allora entrerai in contatto con Lui e Lui ti guarderà con occhio di benevolenza e Lui ti esaudirà. E naturalmente tutto questo portava nelle casse del Tempio soldi, tanti soldi, e con i soldi il potere, con il potere i privilegi. Qual è l'immagine di Dio che Gesù veicola? È un'immagine completamente diversa. È l'immagine di un Dio che non chiede doni ma si dona, che non chiede sacrifici ma si sacrifica, che non chiede offerte ma si offre, che non toglie il pane dalla bocca della gente ma si fa pane per donare pienezza di vita. È un Dio non invidioso della felicità degli uomini, ma che desidera concorrere alla loro felicità. È un Dio che non chiede obbedienza ma somiglianza. È un Dio che non si fa servire, ma è Lui stesso che serve.
Il figlio dell'uomo, dice Gesù, non è venuto per essere servito, ma per servire. E nell'ultima cena, io sto in mezzo a voi come colui che serve. E poi la lavanda dei piedi. E poi quella parabola che paragona Dio ad un padrone che ritorna di notte dopo un lungo viaggio. I servi sono ancora svegli e cosa fa? Li fa sedere e si passa, sì, a servirli. Il Dio che Gesù ci presenta è un Dio che offre il suo amore a tutti, a prescindere dalle risposte, a prescindere dai comportamenti. Offre il suo amore a tutti, offre a tutti la sua stessa capacità di amare. Come ci ricorda Paolo nella lettera ai Romani, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Siamo abitati dalla stessa capacità di amare di Dio. Il nostro lavoro è quello di non frapporre ostacoli a questa capacità di amare. Ma questa capacità di amare è in noi. E come dice Giovanni, Dio il suo Spirito lo dona senza misura. La misura la mettiamo noi. Nel senso che possiamo accogliere pienamente, oppure ponendo dei limiti, questa capacità di amare. La stessa capacità di amare di Dio. Ecco allora che con Gesù cambia l'immagine del credente. Non è più colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli, accogliendo e praticando un amore simile al suo. È colui che con Dio e come Dio mette la vita sua a servizio degli altri. È chiaro che se fosse passata questa immagine di Dio, veicolata da Gesù, il sistema sarebbe crollato e allora Gesù andava fatto fuori in fretta, il più in fretta possibile, così avvenne. Gesù preannuncia la distruzione del Tempio di Gerusalemme e quindi la fine della casta sacerdotale, perché quando un'istituzione sfrutta il popolo per i suoi interessi, è bene che quella istituzione muoia, finisca. Termini. Il contesto che precede la pagina di Vangelo di oggi ci dice di Gesù che annuncia la persecuzione per i suoi discepoli. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Perché chi segue Gesù e quindi chi segue le logiche del Vangelo, prima o poi si scontra con il mondo, con le logiche del mondo. La logica della condivisione è incompatibile con la logica dell'accumulo. La logica del perdono è incompatibile con la logica della vendetta. La logica del servizio è incompatibile con la logica del dominio sull'altro e quindi lo scontro è inevitabile. Può assumere varie forme, vari gradi. La messa a morte, l'incarcerazione, la tortura. Oppure nel nostro mondo la derisione, l'essere guardati dall'alto in basso come dei poveri scemi. Il contesto è quello di Gesù che annuncia la fine del mondo e gli chiedono quando sarà. Non risponde. La domanda quando sarà è una domanda inutile e fuorviante. Inutile perché cosa mi interessa sapere quando finisce il mondo? Il mondo finisce quando morirò. In quel momento per me finirà il mondo. Non mi basta? E poi fuorviante, perché rischia di distogliere l'attenzione dall'impegno nel tempo presente, dall'impegno in quest'unica irripetibile vita che ci è donata.
E allora veniamo alla pagina di Vangelo di oggi. Perché Gesù invita alla vigilanza. Ecco come si deve vivere il tempo presente. Nella vigilanza, che vuol dire tante cose. Certamente non furono vigilanti gli uomini e le donne del tempo di Noè. Avete sentito? Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito, c'è qualcosa di male, ma neanche per idea, è la vita ordinaria. E allora, che cosa sono questi giorni di Noè, rispetto ai quali Gesù ci chiede di praticare la vigilanza? I giorni di Noè dicono di una vita fatta di tutto quotidiano, di solo quotidiano. I giorni di Noè dicono di una vita senza rivelazione, senza profezia, indifferente all'essenziale. I giorni di Noè dicono di una vita autocentrata, dimentica dei poveri, dimentica delle vittime delle ingiustizie e delle guerre, dimentica della casa comune. I giorni di Noè sono i giorni dell'assenza di Dio o della separazione del Dio dei riti dal Dio della vita. Il rito, separato dall'etica, dall'impegno per un mondo più giusto, più solidale, più fraterno, il rito disgiunto dall'etica non è gradito a Dio. Ricordiamo Isaia, Geremia, Michea, Osea. Non voglio sacrifici, voglio misericordia, i sacrifici rituali, appunto il rito. Il rito disgiunto dall'etica non è gradito a Dio e non salva niente a nessuno. Il rito disgiunto dall'etica è magia e Dio si volta dall'altra parte. Gli fa schifo quel rito. I giorni di Noè sono i giorni della superficialità. I giorni di Noè sono i miei giorni quando mi appello all'elenco elementare dei bisogni corporali ed affettivi e non so più sognare. Quando mi accontento e non so più mostrare che il segreto della mia vita va oltre me. Quando non mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi parla e io faccio altro. I giorni di Noè sono i miei giorni quando mi servo degli altri anziché servire gli altri, quando accumulo e non condivido, quando perdonato da Dio non perdono al mio prossimo. I giorni di Noè sono i nostri giorni quando plachiamo la nostra grande fame di cielo con piccoli bocconi di terra. I giorni di Noè, insomma, sono i giorni del sonno della coscienza e il sonno della coscienza, come il sonno della ragione, genera mostri. Chiediamo allora al Signore che ci doni luce e forza per praticare in questo tempo d'avvento, ma più in generale in ogni giorno della nostra vita, la virtù della vigilanza. Stare svegli, dare voce alla nostra coscienza che il mondo cerca in tutti i modi di anestetizzare. Amen.
ripercorriamo insieme la pagina di Vangelo che è stata ora proclamata. In quel tempo Gesù diceva a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Rinnegare se stesso non vuol dire mortificare le proprie capacità, le proprie doti. Il Dio di Gesù Cristo non diminuisce l'uomo, lo potenzia. E allora qual è il senso di queste parole di Gesù? Queste parole sono un invito a combattere ogni giorno contro l'io egoista che c'è in ciascuno di noi e che è sempre pronto a prendere il sopravvento. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Questa croce può essere intesa come la sofferenza che sempre accompagna l'amore. Non c'è amore senza sofferenza, che può essere determinata da tanti fattori. Una lettura sbagliata del mio amore, l'ingratitudine, la non corrispondenza. Non c'è amore che non sia accompagnato da sofferenza. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Amare è l'unico modo che abbiamo per salvare la nostra vita, per non perdere la nostra vita. Perché è l'unico modo che abbiamo per realizzare la nostra vera identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati. E solo se e nella misura in cui, con l'aiuto del Signore, riusciremo a realizzare questa nostra identità, saremo felici, avremo il cuore della pace. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati. Da cosa ricavo questa identità? Che non è l'identità che spesso propone il mondo. L'identità che spesso propone il mondo è: io sono quello che ho, io sono quello che possiedo, quindi se non ho nulla, se non possiedo nulla, non sono nessuno. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. Da cosa dicevo ricavo questa identità? Bene, se sono un credente la ricavo innanzitutto dal fatto di essere fatto all'immagine e somiglianza di Dio, che è comunione d'amore di tre persone, che è relazione, non è isolamento. Ma che io creda o non creda, questa identità la ricavo in modo inequivoco da quelle che sono le relazioni fondamentali che costituiscono il mio quotidiano. La relazione uomo-donna, la relazione genitori-figli, la relazione fraterna, la relazione amicale. Tutte queste relazioni mi dicono in modo inequivoco di questa mia identità. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. Non è certo un caso che Gesù ci abbia lasciato nel suo comandamento, come il comandamento capace di riassumere tutti i comandamenti, quello per cui amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Perché sa che solo così saremo felici, perché sa che solo così avremo un cuore nella pace, perché Lui ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Amare come Lui ci ha amati e come ci ha amato Gesù. Intanto ci ha amato per prima, non ha aspettato che diventassimo buoni per amarci. Ci ha amato perché, facendo l'esperienza del suo amore, fossimo nella condizione di poter amare. Chi non fa l'esperienza dell'essere amato, con quanta fatica riuscirà ad amare, e forse non ci riuscirà mai. Gesù ci ha amato
di un amore gratuito, senza secondi fini, senza attesa di contraccambio. E invece quanti abusi di potere, abusi spirituali, abusi psicologici, abusi sessuali. Gesù ci ha amato senza misura, o meglio, la misura del suo amore è stata l'assenza di misura. Gesù ci ha amato senza confini, non ha escluso nessuno del suo amore, nessuno. Papa Francesco quando ripete l'espressione todos, 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 tutti, 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 non ha escluso nessuno del suo amore. E poi ci ha amato a prescindere dai nostri meriti, dalle nostre risposte, dai nostri comportamenti. Perché Dio fa sorgere il suo sole sui buoni, sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Ama tutti, a prescindere dai meriti. L'amore di Dio non lo si merita, l'amore di Dio lo si accoglie. E poi anche i nostri meriti, se ci pensate bene, sono suo dono. Dice l'Apostolo Paolo, che cos'è tu che non abbia ricevuto, e se l'hai ricevuto perché te ne vanti, come se non l'avessi ricevuto, tutte dono, tutte grazie. Se vogliamo salvare la nostra vita, mettiamola al servizio degli altri, se no ne smarriremo il senso. E poi dice Gesù, nella parte finale della pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Ha detto Gesù, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Questo è avvenuto a Santa Barbara. Di notizie storiche certe a riguardo di Santa Barbara ne abbiamo veramente poche. Ci sono tanti racconti della sua passione, ma spesso sono discordanti tra di loro. Gli elementi comuni sono veramente pochi. Probabilmente si tratta di una ragazza vissuta nel III secolo, figlia di genitori pagani, che ad un certo punto della sua vita decide di convertirsi al cristianesimo. Il padre non accetta tutto questo e la porta davanti al magistrato romano. Viene sottoposta a inenarrabili torture, soprattutto le torture del fuoco. Resiste, non abiura la fede cristiana. E allora viene messa la sentenza di morte, morte per decapitazione. Sarà suo padre ad eseguire questa sentenza di morte, decapitare la figlia, e narra la tradizione. Subito dopo questo gesto, un fulmine incenerì il padre. Addirittura non rimasero neanche le ceneri del padre, questo narra la tradizione, forse un po' fantasioso. Certo, c'è questa ragazza che passa al cristianesimo e per amore di Cristo non esita a donare la sua vita anche attraverso il sacrificio di essa cruento, Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il cristiano non può non mettere all'orizzonte la possibilità della persecuzione. Perché chi segue il Vangelo di Gesù e quindi chi segue le logiche del Vangelo, che sono le logiche della condivisione, del perdono, del servizio, prima o poi finisce per scontrarsi con i figli di questo mondo, con i figli delle tenebre, che seguono altre logiche, seguono le logiche dell'appropriazione, del tenere per sé,
seguono le logiche della vendetta, seguono le logiche del dominio sull'altro, appunto, le varie forme di abuso. È inevitabile lo scontro, e con lo scontro è inevitabile la persecuzione, che può esprimersi in tante forme, in tanti modi, dall'imprigionamento, alla tortura, alla messa a morte, come accade ancora oggi in alcuni paesi del mondo, oppure può esprimersi anche attraverso la derisione, l'emarginazione, l'essere guardati dall'alto in basso come dei poveri scemi. Ma sei ancora lì che sei qui, queste logiche, a farti furbo. Una fede non testimoniata finisce per diventare inconsistente, finisce per morire. E persa la fede, perso tutto. Io non so più chi sono, da dove vengo, dove vado, qual è il senso della mia vita, qual è il senso della mia morte. Chiediamo allora a Santa Barbara che ci aiuti con il suo esempio, con la sua intercessione, a fare della nostra vita un dono d'amore agli altri, per non perdere questa vita. Chiediamo a Santa Barbara che ci aiuti con il suo esempio e la sua intercessione a avere la forza di testimoniare sempre la nostra fede in Cristo Gesù, via che conduce al Padre, verità che rende liberi, vita che non ha fine. Cari fratelli e sorelle, la festa dell'Immacolata Concezione è un anticipo generoso di speranza, perché ci fa gustare nel primo istante di vita di una giovane donna ciò che sarà il futuro e il fine di tutti noi. Diventare santi e immacolati davanti a Dio nella carità, nell'amore. Proprio così, perché tutto in questa festa ci rimanda alla concezione, al giorno del concepimento, un giorno avvolto per Maria come per noi da un mistero ineffabile, il mistero di un tempo ignoto e di cui non abbiamo memoria, mistero di un tempo in cui siamo stati solo e soltanto nel pensiero di Dio, un Dio che pensandoci ci ha amati e creati e che con il suo amore previene il nostro nascere alla luce di questa terra. La buona notizia di oggi è proprio questa. Dal primo istante siamo amati. E l'esistenza di ciascuno di noi si gioca tutta nella nostra capacità di restare in questo amore, in questo progetto vitale e amorevole che ci connette tutti, che ci lega alla fonte dell'amore che è Dio e che ci rende gli uni appartenenti agli altri. Sì, è una buona notizia sapere che ognuno di noi è stato una creatura pensata, ma è una notizia ancor più buona sapere che una di noi, una creatura, Maria, è stata pensata in un amore rivolto non solo a lei, ma a tutti. Un amore così traboccante da oltrepassare i confini del tempo e dello spazio, fino a raggiungere l'intera storia umana, fino a generare l'alba di un mondo rinnovato. Entrando da lei, così annota, lo abbiamo ascoltato, l'Evangelista Luca.
quasi a sottintendere che quell'entrare si riferisce non solo alla sua casa da niente, alla sua umile abitazione, ma anche al suo cuore e alla sua storia di una giovane donna chiamata Miriam. Ecco, l'amore ostinato, sognatore, audace, folle di Dio raggiunge una cittadina sconosciuta e marginale, in cui abita una donna sconosciuta e marginale, dalla storia sconosciuta e marginale, e fa del suo piccolo ventre il centro della storia, il centro di ogni storia. Questa è la grandezza del nostro Dio, un Dio appassionato della nostra felicità, un Dio amico della nostra vita, un Dio che non si arrende dinanzi alla diffidenza e alla fuga dell'uomo e lo raggiunge fino a trovare una porta aperta, un volto accogliente, degli occhi limpidi e delle labbra delicate, da cui nasce un sì, chiaro, deciso, autentico. Cari fratelli e sorelle, siamo tutti debitori a Maria del suo sì, ma questo debito non lo si ripaga attraverso un culto di facciata, una devozione superficiale, un continuo creare nicchi altarini per allontanarla da noi, quasi non fosse una creatura e noi non fossimo capaci di seguire le sue orme, di percorrere i sentieri che lei ha percorso. No, il debito d'amore con Maria lo si ripaga in un solo modo, imparando a dire sì. Ogni giorno, con fiducia e senza riserve. Dire sì al progetto di Dio, dire sì alla sua chiamata, alla vita, che ci spinge a camminare nella luce del Vangelo, a metterci in gioco per la causa del Regno, ad essere coprotagonisti del cammino di liberazione dei piccoli e dei poveri, dando il nostro contributo al processo di umanizzazione della nostra Chiesa, della nostra città, del mondo intero. È al sì di Maria, cari fratelli e sorelle, che dobbiamo guardare oggi con tutto noi stessi. Ed è quel sì che oggi siamo chiamati a pronunciare, fidandoci della chiamata di Dio, fidandoci della sua affidabilità, sapendo che ogni sì a Dio è un sì all'umanità, alla causa dell'umanità, soprattutto della umanità ferita e bisognosa di cura. La cura, una parola sempre meno di moda, forse perché si tratta di un'arte certosina che richiede attenzione, costanza, dedizione, tutte cose che domandano fatica e vigilanza, tutte cose a cui siamo poco abituati in quest'epoca del mordi e fuggi, della visualizzazione rapida, delle emozioni superficiali. Eppure la cura è una delle prime cose che Maria ci insegna. Il suo sì non è improvvisato, ma è segno della cura che Maria ha avuto del proprio cuore, della propria anima. Cura di sé che poi è diventata cura del frutto del suo grembo e cura di coloro che per la grazia di quel frutto sono stati salvati. Chiediamo a Maria di aiutarci a crescere sempre più nell'arte della cura. Amen.